grazie per essere con noi. Questo è l'approfondimento del martedì dedicato ai temi virus, vaccino e chi più ne ha più ne metta in questa particolare stagione che tutti stiamo vivendo. Come sapete, questa è una trasmissione che punta su questi temi con l'ausilio di esperti, di cittadini che hanno verificato questo percorso, hanno sperimentato questo percorso attraverso la piattaforma, ma adesso qualcosa si muove e qualcosa comincia ad essere più, come dire, l'obiettivo vaccino è più facile da raggiungere. Prima di cominciare voglio farvi sentire quanto ci ha detto Carmine Rossi dell'unità di crisi regionale, che ci ha parlato della questione legata proprio alla piattaforma che da stamattina rende possibile l'accesso al vaccino agli over 60. Naturalmente, come già ampiamente detto più volte, il vaccino che verrà inoculato alle persone che si iscriveranno alla piattaforma è l'AstraZeneca. Sentiamo Carmine Rossi. La piattaforma per le prenotazioni del target di persone tra 60 e 69 è operativa già da ieri sera, dalle ore 22. Dopo una riunione quindi di condivisione col team di pianificatori dell'esercito, col commissario ad acta Longo e il presidente Spirli, si è deciso di procedere subito e dare la possibilità agli over 60 di prenotarsi. Io le do alcuni dati, grazie anche alla collaborazione delle ASP abbiamo inserito 36.000 slot, quindi 36.000 possibilità di prenotazioni, e alle 14 di oggi sono state le prenotazioni nel numero di 6.600. Ovviamente parliamo di prenotazioni per la vaccinazione col vaccino AstraZeneca, come riportato anche nel comunicato della Protezione Civile di ieri. Un'altra cosa importantissima che è avvenuta oggi è anche l'apertura e l'inaugurazione del lab vaccinale di Siderno di queste ore. Questo, ma si ha notizia, visto che si pratica l'AstraZeneca, no? Gli over in questa fascia 60, oltre over 60, ci sono state molte rinunce e quante dosi di AstraZeneca ci sono a disposizione? Allora guardi, io non conosco i numeri in termini assoluto, però le posso dire che sulle dosi attualmente che sono in Calabria il 35% sono dosi di AstraZeneca. Sono sicuramente altre dosi in arrivo nei prossimi giorni perché oggi sono arrivati all'aeroporto Pratica di Mare, sempre non mi ricordo il numero, ma ci sono state comunque consegnate e ci verranno consegnate altre dosi di AstraZeneca, ma questo è un aggiornamento che avremo nel tardo pomeriggio da parte della struttura del commissario generale Figliuolo. Dottor Rossi, ma se una persona che ha l'età compresa da 60 a 70 anni adesso si prenota, arriva al centro vaccinale, può decidere che tipo di vaccino fare o no? Allora guardi, ci sono degli hub che somministrano solo AstraZeneca come l'hub di Catanzaro. La procedura è questa: si arriva e nella prima fase, quindi nella fase di anamnesi, se si hanno patologie, ovviamente il medico potrà decidere di optare per quella persona un altro tipo di vaccino. In alcuni hub già c'è la possibilità di riprenotazione automatica, come ad esempio quello gestito dall'esercito di Vagliolise, vaccinano da lunedì a venerdì con AstraZeneca e riprogrammano chi non può avere questo tipo di vaccino il sabato mattina. Quindi è il medico che decide se non può fare AstraZeneca e quindi inoculare altri tipi di vaccini. Questa piattaforma ha avuto così tanti problemi? Ma guardi, la piattaforma non ha avuto problemi in Calabria, è evidente che come tutte le piattaforme ha necessità di sviluppo, è comunque un lavoro di alimentazione in progress, anche come ad esempio il codice esenzione, perché
magari le ASP in un primo momento hanno caricato il codice esenzione aggiornati al mese di gennaio, ma adesso, le ripeto, e dobbiamo anche ringraziare tutte le aziende sanitarie provinciali perché stanno aggiornando in progress e quasi in tempo reale anche i codici esenzioni che permettevano ad esempio ai pazienti con patologia di prenotarsi. Come lei sa, ci sono state delle difficoltà di prenotazione dovute magari a questa alimentazione in progress dei codici di esenzione. La piattaforma, io non so se la conosce, ma è abbastanza semplice. Io, se vuole, le posso anche illustrare brevemente come funziona per dare ai telespettatori la possibilità di capire appunto il funzionamento. Senta, le voglio chiedere solo l'ultima, le faccio l'ultima domanda, poi la lascio al suo lavoro. Ma si possono evitare questi viaggi a cui sono costretti i calabresi? Magari un residente a Cosenza, la piattaforma lo prenota per Reggio Calabria e viceversa? Guardi, questo lo dice la piattaforma nel momento in cui si prenota, ma le ripeto, è una questione di piattaforma poste che utilizzano tutte le regioni o quasi tutte. La piattaforma cerca sempre di prenotare su slot caricati in base al CAP il più vicino possibile. Ovviamente, se non c'è disponibilità perché sono state raggiunte tutte le prenotazioni o perché ancora l'ASP sta per aggiornare altre disponibilità di prenotazione di vaccini, se uno prenota su Catanzaro probabilmente riuscirà come primo centro vaccinale la Mezia, o se non la Mezia ancora più distante. È ovvio che la prenotazione può essere gestita, quindi le persone che decidono di vaccinarsi a Siderno in un primo momento possono, quando si apriranno altri slot e altre disponibilità, annullare la prenotazione precedente e farne una nuova. Bene, grazie allora al dottor Carmine Rossi dell'unità di crisi regionale. Queste sono le informazioni. Vedremo che cosa accadrà. Vi dico subito che da oggi è stata attivata, lo ripeto, la piattaforma per gli over 60, ci sono 36.000 posti disponibili. Alle 15 di oggi le prenotazioni erano già 6.600. Adesso voglio sentire un attimo Graziano Di Natale, che è collegato con noi. Graziano Di Natale perché ieri è uscito, insomma, si è riuscito, no, dopo una protesta vibrante, a chiedere che il Consiglio regionale si occupasse proprio di questi argomenti. È stato difficile, no? Sì, intanto buon pomeriggio direttore, grazie di avermi invitato. È stato difficile perché mesi di battaglie, di richieste, insomma, affinché il Consiglio regionale si occupasse di quello per cui i calabresi sono molto preoccupati, l'emergenza sanitaria. Del resto anche abbiamo più volte detto che il Consiglio dei Ministri ha prorogato l'assemblea proprio per occuparsi di emergenza sanitaria, ma la notizia più importante è che il Consiglio regionale all'unanimità ha deciso appunto dopo una relazione del presidente Spirlì di convocarsi per la prossima settimana facendo l'audizione del commissario Longo. Mi auguro che il Consiglio regionale di quel giorno non sia un Consiglio regionale così giusto per farlo, ma è un Consiglio regionale dove vengono presi appunto provvedimenti importanti, soprattutto per quanto riguarda le nostre strutture ospedaliere, per quanto riguarda l'implementazione della campagna vaccinale e anche per quello che è il piano straordinario delle assunzioni previsto nel decreto Calabria, che come sappiamo dà alla Calabria appunto la possibilità di spendere una cosa come 12 milioni di euro per l'assunzione del personale medico, infermieristico e operatori sociali, sociosanitari. Bene, rimanga con noi perché adesso voglio sentire il sindaco di Gerocarne, Vitaliano Papillo. Mi sente, sindaco? Dovrebbe attivare l'audio perché ha disattivato l'audio e quindi non la sento.
Proviamo un attimo. Buon pomeriggio, direttore. Allora, ha vissuto momenti pesanti, adesso? Sì, momenti pesanti, la mia comunità purtroppo ha contato 2 morti, momenti con un numero importante, adesso si va migliorando. Ovviamente si può e si deve fare di più, dipende tutto ora dal comportamento dei cittadini. Quello adesso è quello che conta di più. Attendiamo con grande, stiamo attendendo le vaccinazioni che è quello che ci serve abbinato ad un comportamento responsabile. Ecco, se queste due cose si incastrano, sicuramente ne usciremo finalmente. Senta, lei è riuscito a vaccinare tutti gli over 80 del suo comune? Diciamo che gli over 80 oggi sono tutti quanti, devono fare l'ultima parte, devono fare il richiamo, però diciamo l'hanno ricevuta tutti. Sì. Quanti la prima dose l'hanno ricevuta quanti tutti. over 80? 116. 116. Diciamo su 116 la metà è già, totalmente ha già fatto hanno ricevuto la seconda dose, il richiamo. Gli altri diciamo più o meno la metà, perché si è iniziato con il 25% e proprio domenica si è proceduto con la restante parte. Una buona parte non ha atteso le vaccinazioni presso Soriano Calabro, qui l'ASP ha deciso di creare dei punti vaccinali e si è mossa o Vibo o Serra, e quindi diciamo che quasi un 50% hanno avuto sicuramente la seconda dose. Anche. Bene, di Natale, quindi non si tratterà di una passerella, lei dice? No, non si deve trattare di una passerella perché il Consiglio regionale ha un compito preciso, vale a dire in questa settimana che ci separa dalla seduta bisogna programmare necessariamente una relazione, un atto affinché si ponga in essere all'attenzione del Consiglio una delibera con delle decisioni da sottoporre al commissario Longo. Cioè è la prima volta che l'Assemblea della Regione Calabria prende posizioni sull'emergenza sanitaria. Meglio tardi che mai, ma bisogna assumere sicuramente delle decisioni che riguardano tutte le province della nostra regione. Voglio sentire Domenico Martelli, vediamo se siamo riusciti a collegarci con lui. Domenico, mi senti? No, continuo a non sentirti, Domenico. Non so che cosa è accaduto al tuo collegamento. Proviamo magari se ti colleghi via Skype dal telefonino, vediamo se riusciamo a farlo. Vediamo se riusciamo ad averti in collegamento così. Adesso però vi voglio far sentire, proprio per toccare con mano qual è la difficoltà degli operatori sanitari che in questi giorni stanno davvero lavorando in maniera tremenda, sono tutti impegnati H24 per fronteggiare l'emergenza che c'è del virus. Andiamo a Rossano e vedete come si muove nel 118. Va detto che da tempo gli operatori del 118 lamentano la scarsità di mezzi e di uomini di cui dispongono. Pensate alle decine e decine di chiamate quotidiane, come si deve far fronte. Giuseppe Greco è con il responsabile del 118 di Corigliano Rossano. Bene, sì, grazie. Allora, ci troviamo davanti al pronto soccorso, o meglio davanti all'unità operativa del 118. Siamo riusciti a fermare il dottor Jemboli prima che entrasse in servizio. Allora, dottor Jemboli, vogliamo fare intanto un'analisi, una panoramica sulla situazione attuale? La situazione attuale è una situazione di gravità, è una situazione di pericolo, è una situazione sanitaria veramente particolarmente critica. Ecco, partiamo proprio da questo, da questa criticità, ma i medici o gli operatori che lei ha a disposizione ce la fanno a sopperire a tutta questa grande necessità? Per quanto riguarda il 118 purtroppo devo dire no, ma devo dire no perché mancano i medici del 118 e io sono da anni ormai che sto facendo una battaglia come sindacato medici italiani per far sì che i medici del 118
abbiano la dipendenza, perché altrimenti c'è un fuggi-fuggi generale. Tra l'altro in alcune province, come Catanzaro e Crotone, sono stati perfino detratti dei soldi ai medici del 118, nel periodo più critico, con una sanità e con una regione, con un commissario precedente, e anche questo, che è sordo agli appelli che il 118 sta facendo. Lei pensi che l'altro giorno ho dovuto scrivere come Sindacato Medici Italiani una lettera alla Regione Calabria per dire che siamo disponibili anche alle vaccinazioni, perché non si era tenuto conto dei medici del 118. E sentendo oggi Spirlì che diceva alla televisione, alla RAI, che mancavano medici, i medici e gli infermieri ci sono. È chiaro che questi medici e infermieri devono essere prima, comunque e sempre messi nella capacità di poter agire e di poter fare quello che chiede appunto la Regione Calabria. Quindi lei dice un riordino di queste unità, di queste risorse umane? Assolutamente sì. I medici, gli infermieri ci sono e sono a disposizione, però loro devono cercare di organizzarci al meglio. Altrimenti mancano al 118, lei ha detto prima. Mancano medici al 118 perché al 118, vi ho detto che è una battaglia che sto facendo, in questa zona c'è solo un medico a turno che prende da Cariati fino a Trebisacce quasi. È vero che non fate tempo a sbarellare un paziente che già dovete subito ripartire? Assolutamente sì, è un continuo e molti di questi mezzi non hanno i medici, che sono appunto solo con infermiere e autista, e in alcuni casi senza neanche l'infermiere, vanno solo dei soccorritori. Ma così, perdonatemi, quando chiamo un paziente Covid, ad esempio, dove c'è tutta una procedura che voi dovete rispettare, mettere tutto e quant'altro, non si rischia di arrivare anche troppo tardi o arrivare lì e fin quando non ci sono tutte le procedure ne possa risentire il paziente? Assolutamente vero, soltanto che c'è un problema di organizzazione in questo caso. È chiaro che un paziente Covid non è un paziente così critico all'improvviso, la criticità viene gradualmente e allora noi dobbiamo cercare, quando il paziente ancora non è diventato critico che può andare incontro alla morte, devono chiamarci nei tempi debiti. Perché io in questa fase ho curato, per esempio, la settimana scorsa, solo io, 21 pazienti a casa e quindi ho evitato, perché poi ci sono dei parametri... del pronto soccorso? Assolutamente sì, il collasso del pronto soccorso, il collasso del centro hub. Tra l'altro... I suoi colleghi che sono anche quasi sfiniti, li abbiamo sentiti l'altra volta. Assolutamente sì, assolutamente sì. Tra l'altro... Cos'è che bisogna capire in questa fase? Bisogna capire che i mezzi e gli uomini devono essere organizzati per bene, così per quanto riguarda le vaccinazioni, così per quanto riguarda l'emergenza. E tengo presente anche un altro aspetto, che le altre malattie non sono andate in vacanza. Quindi noi abbiamo una serie di problematiche che possono essere anche risolte, come per esempio una ne ho fatta l'altro giorno anche con il mio direttore Borselli, che avevamo deciso che se ci forniscono di tamponi di terza generazione noi possiamo già fare una diagnosi di Covid e portarlo nel posto giusto in maniera tale che non c'è perdita di tempo. Quindi lei dice fare dei tamponi rapidi a bordo dell'ambulanza quando vi recate dal paziente? Assolutamente sì, che potrebbe essere una soluzione per il tempo, perché queste poche persone che abbiamo possono dare il massimo per cercare di tamponare una situazione che è una vera e propria guerra, anzi io la definisco un'apocalisse,
Questa è un'apocalisse e la provincia di Cosenza, tra l'altro, non ne esce se non ci rimbocchiamo tutti le maniche. Allora, guardi, dottor Jemboli, facciamo una cosa, perché poi devo restituire la linea allo studio. Quella è la telecamera. Faccia un appello forte e mirato di quello che si sente proprio di dire in questo momento, di cosa ha bisogno, quali sono ancora gli attrezzi, gli strumenti necessari che servono per continuare questa battaglia che, ricordiamo, non è finita. Prego, dottor Jemboli. Assolutamente sì. Allora, vi prego, signori, soprattutto un appello ai calabresi. Vaccinatevi, perché sembra che il mondo si sia capovolto. C'è gente che vuole essere vaccinata e che non si vuole vaccinare. C'è gente che invece non vuole essere vaccinata e che appunto va cercando di vaccinarsi. Questa è la situazione. Vi prego, vaccinatevi, segnatevi, andate, tutte le vaccinazioni sono buone, perché è l'unico vera arma che abbiamo contro il Covid è la vaccinazione. Quindi vi prego, vaccinatevi. Poi alla Regione Calabria, poi al direttore generale, poi al ministro Speranza, date forza al 118, date la dipendenza ai medici del 118, perché altrimenti questo servizio che tanto sta facendo in questo periodo, ma ha sempre fatto in altri periodi per altro tipo di malattie, finirà, e la colpa del fatto che finirà il 118 sarà vostra, avete questa responsabilità. Grazie. Grazie a lei. Da Corigliano Rossano è tutto, restituiamo la linea allo studio. Studio in diretta, forse recuperiamo Domenico Martelli, proviamo con uno stratagemma, l'audio, il video, è un po' tutto complicato, ma ci proviamo. Domenico. Mi sentite in qualche modo? In qualche modo sì. Bene, mi dispiace, purtroppo a volte questi microfoni fanno proprio nel momento in cui non dovrebbero i capricci. Del resto è la prima volta che accade da questo PC e me ne scuso. E qualcosa sono riuscito a intercettare di quello. Mi sentite sempre, sì? Sì, perfettamente. Facciamo così, Domenico. Sì. Affrontiamo l'argomento di Natale, che poi lo salutiamo. Domenico? Abbiamo perso ancora Domenico. Sì. Allora. Io innanzitutto volevo congratularvi con Graziano di Natale, perché forse non ho sentito io per problemi di audio, ma l'ordine del giorno del Consiglio regionale di ieri recitava il consorzio della Costa degli Dei e le energie elettrorinnovabili. Graziano di Natale ha imposto che si parlasse di sanità e ha anche, diciamo, messo in agenda l'audizione del commissario Longo per la prossima settimana. Non era una cosa semplice. Tra l'altro Graziano di Natale non ha mai fatto mistero di considerare questa pandemia molto perniciosa, questa ondata in particolare che sta flagellando la provincia di Cosenza. Lo vedo più preso, più coinvolto di altri consiglieri. Gli volevo chiedere, al di là del fatto meramente politico, opportunistico, che ci sta anche questo sempre in politica, però il fatto che io lo veda particolarmente più coinvolto di altri, di maggioranza e opposizione, ha a che fare con un versante personale, intimo, nei confronti di questa malattia, o effettivamente ha una percezione del territorio che sta soffrendo così tanto e che lo coinvolge più di tanti altri consiglieri? Sì, grazie direttore intanto per le parole che il garbo con cui si è rivolto alla mia persona. Il mio attaccamento su questo tema è dovuto al fatto che nei mesi scorsi ho girato in lungo e in largo le nostre strutture ospedaliere, ma sento diciamo il rumore che viene dalla gente comune. Ieri, mentre ero in consiglio regionale, ho ricevuto la telefonata di una mamma disperata il cui figlio pochi minuti prima è stato intubato. Cioè noi non possiamo girarci dall'altro lato, al di là di destra, sinistra, centro e di posizioni politiche. Qui c'è un'emergenza
un'emergenza che riguarda la vita delle persone e il Consiglio regionale della Calabria non può girarsi dall'altro lato, non può non assumere atteggiamenti forti, non può non chiedere, spiegazioni al commissario Longo, al governo nazionale, al governo regionale, perché noi siamo ritornati zona arancione nonostante i contagi sono aumentati. Non si può non chiedere spiegazioni il perché il governo nazionale ha un dato che ci fa ritornare in zona arancione e il governo regionale ne ha un altro. Cioè sono stati calcolati, e lei l'ha denunciato e ha fatto bene con il suo giornale, 600 positivi in meno. Bisogna dire la verità ai calabresi, cioè bisogna far capire che cosa sta succedendo. Il mio impegno è proprio quello di interessarmi di questo problema, perché al di là delle posizioni politiche ritengo che chi rappresenta le istituzioni deve avere l'interesse principale di difendere i cittadini che in questo momento sono in ginocchio, hanno paura, cioè c'è una paura molto elevata, perché i livelli anche di assistenza sono saltati nella nostra provincia. Non ci dimentichiamo che qualche settimana fa la gente è morta nelle autoambulanze in attesa di trovare una sistemazione in ospedale. Cioè qui non è una cosa normale che sta accadendo nella nostra provincia e più in generale in Calabria. Si parla di riaperture, benissimo, facciamolo, ma mettiamo prima in sicurezza le persone. Bene. Grazie Di Natale per essere stato con noi. Grazie. Ha toccato l'argomento tamponi che adesso trattiamo. Volevo anche salutare il sindaco di Gerocarne, chiedendo a lui cosa si aspetta nei prossimi giorni sul fronte vaccini, se ha contatti e ha avuto assicurazioni circa il proseguimento della campagna e una necessaria accelerazione a questo punto. L'audio, deve sempre attivare l'audio, sindaco, sempre attivare l'audio. Sì, lo faccio per non disturbare gli altri. Prego, prego. Mi aspetto quello che ci aspettiamo tutti, vaccini. Io ho visto la capacità qui in provincia di Vibo di fare tanti vaccini. In una sola giornata Vibo è riuscito a vaccinare oltre 2000 cittadini, quindi la capacità c'è, e quello che manca forse è la capacità di approvvigionamento relativamente a questi vaccini, e poi secondo me una campagna maggiore per tranquillizzare tantissimi cittadini su questo ormai famosissimo vaccino AstraZeneca. Il vaccino AstraZeneca è sicuro come sono gli altri, e quindi questa è la direzione giusta. Grazie sindaco, buon lavoro. A lei. Domenico, affrontiamo l'argomento vaccini, tamponi, lo facciamo con questa analisi dettagliata che ha prodotto l'avvocato Ciacco. Che dici? Lo vogliamo sentire prima? Sì, sì, come no. Volevi dire qualcosa prima tu? Sì, lo avevamo ospitato già sul fatto, però vorrei risentirlo, come no. Allora, sentiamolo sui tamponi. Il periodo che ho preso in considerazione va dal 4 gennaio 2021 all'11 aprile 2021. Mancano all'appello esattamente in queste 14 settimane, mancano all'appello 3.302 casi diagnosticati. Mi spiego meglio e rapidamente. Quali sono le fonti di cognizione? Le mie fonti di cognizione sono 2 documenti fidefacenti, i bollettini regionali che quotidianamente la Regione Calabria dirama e che attestano i dati, i casi positivi effettivamente diagnosticati ogni giorno. E poi i report settimanalmente elaborati dall'Istituto Superiore della Sanità. L'Istituto Superiore elabora i report esclusivamente sui numeri che altrettanto settimanalmente trasferiscono le singole regioni. E si badi, i report dell'Istituto Superiore serviranno poi ogni venerdì pomeriggio alla cabina di regia per assumere le proprie determinazioni. Ebbene, nel periodo 4 gennaio 11 aprile 2021 i casi effettivamente diagnosticati in Calabria sono stati 27.091. I casi dichiarati all'Istituto Superiore della Sanità
per il corrispondente periodo sono stati 23.789, cioè a dire la contabilità reale è stata scremata di 3.302 casi, che corrisponde al 12,20% in meno dell'intero volume delle positività diagnosticate. Questo è un dato indiscutibile, documentalmente verificabile, che si coniuga a un altro dato inconfutabile. Ogni settimana l'Istituto Superiore della Sanità rispetto alla Calabria elabora un monitoraggio valutando un dato alterato nella sua autenticità. Ripeto, nella sua autenticità. Ora, la discrepanza è il prodotto di un errore in perfetta buona fede? Per carità, ci mancherebbe altro, può darsi, e tuttavia l'errore consegnerebbe una eclatante manifestazione di sciatteria. È mai possibile che in 3 mesi nessuno si sia mai accorto dell'errore, del recidivo, nonostante incolpevole errore? E tuttavia la discrepanza si consegna anche ad altri registri interpretativi. La discrepanza è la spia luminosa di un dato volutamente taroccato ad arte, di una manomissione scientemente calcolata. Beh, si tratta di interrogativi terrificanti ma pur plausibili. E allora io dico, dinanzi a questa situazione, qualcuno ha l'obbligo di dire una parola di chiarificazione. Il silenzio non credo che giova. Bisogna rispondere, e concludo, a questa risposta semplice. Perché in Calabria da 14 settimane vengono trasferiti a Roma numeri sempre sbagliati per difetto. È una domanda semplice, perché attenzione direttore, concludo per davvero, la discrepanza, la decurtazione la discrepanza per difetto si registra in tutte le 14 settimane scrutinate. 27.091 i casi effettivi, 23.789 i casi dichiarati. Domenico, avevi già affrontato questo argomento, no? Ma noi abbiamo prestato fiducia al lavoro dell'avvocato Ciacco in perfetta solitudine all'inizio, perché probabilmente diciamo, non si presta con facilità attenzione e fiducia a dei dubbi documentati di così rilevante importanza. Tra l'altro l'avvocato Antonio Ciacco è una figura a Cosenza assai nota per battaglie civili, anche ostinate e pionieristiche come quelle per la cardiochirurgia a Cosenza. Noi lo abbiamo intercettato, lui ci ha fatto dono di questo lavoro e che adesso giustamente è ripreso e merita il palcoscenico mediatico, perché è clamoroso il dato. 14 settimane consecutive con una trasmissione di dati che è sempre puntualmente errata, ma che è errata in una direzione soltanto, cioè per difetto e mai per eccesso. Io credo che, senza essere appassionati di statistica o sconfinare per forza nel malizia, ma incasellare 14 settimane consecutive con errori sempre in un'unica direzione sia praticamente più difficile che trovare una fiala di AstraZeneca con l'embolia dentro, cioè siamo a una casistica introvabile. Cosa voglio dire? Voglio dire che qui o è tarato male il sistema dall'inizio, e cioè c'è un coefficiente, c'è qualche equazione che sfugge, c'è qualche manina che ha deciso di a un certo punto trasmettere a Roma solo dei dati e altri lasciarli transitare diversamente nei bollettini, e quindi è un errore materiale, seriale, che è impostato così, ma che non è meno grave dell'altro che sto per dire, perché si tratterebbe di una incapacità assoluta nella gestione numerica di questa pandemia, oppure ci troviamo di fronte ad una scelta che è quella di abbassare la febbre di Calabria, abbassare la temperatura, e guarda caso, devo dire la verità, io che sono un appassionato più di questo tipo di retroscena, devo dire che questo intervento a metà tra errore o malafede è risultato provvidenziale in almeno 3 occasioni, l'ultima delle quali
proprio quella che ha fatto uscire la Calabria dalla zona rossa, perché la Calabria è stata in bilico quella settimana fino alla fine della cabina di regia, forse era rimasta l'ultima regione e al netto dei posti di terapia intensiva che risultano non in sofferenza, ma come ha detto brillantemente nel corso del vostro TG di oggi il dottore del Mater Domini, un conto è avere i letti con i monitor e le apparecchiature, un conto è averli vuoti, perché questo è, figurano in piattaforma ma non sono supportati da assistenza medica. Questo intervento sulle terapie intensive, unitamente a 600 casi in quella settimana che non sono stati trasmessi di positività, hanno fatto sì, senza ombra di dubbio, alla retrocessione della Calabria in zona arancione. E poi i cattivi pensieri in quella stessa settimana non ce la fanno a restare confinati solo nell'algebra, perché lunedì la Calabria sottolinea con il suo presidente facente funzioni la zona rossa, cioè amplifica il decreto di Speranza per 2 settimane, e però poi il mercoledì, cioè 2 giorni dopo, lo stesso Spirlì è a Roma a chiedere l'apertura della Calabria in tutte le sue forme, in tutte le sue attività. Che sia giusto o sbagliato non tocca a me discuterlo, rimane però un'incongruenza di fondo, cioè una virata molto forte della regnanza regionale verso una convivenza con il virus più allegra, più vitale, diciamo più in linea con quella che è in questo momento la direttiva nazionale della Lega Nord. Domenico, aspettiamo risposte a questi quesiti, aspettiamo risposta, perché è un quesito che va chiarito. C'è la buona fede, per l'amor del cielo, può darsi sia un errore, come è accaduto per esempio relativamente ai 6 morti di ieri che da Crotone sono stati comunicati con qualche giorno di anticipo, ma capita. Saluto Chetti Sinopoli, che è un dirigente medico del pronto soccorso di Trebisacce, grazie. Tra un po' sarò da lei, do qualche risposta alle tante domande che arrivano in redazione. Mi scrive un signore da Rossano, dice: mia moglie ha 66 anni, sta cercando di prenotarsi da tempo ma non c'è riuscita. Bene, io ricordo che è stata attivata stamattina la piattaforma 60-69 anni e che nell'hub di Corigliano Rossano da già giovedì è possibile effettuare la vaccinazione, quindi provate a scriversi oggi. L'Open Day l'affronteremo in maniera dettagliata domani nel corso del nostro telegiornale, perché è in fase di studio per vedere se basta un'autocertificazione o se bisogna compilare un modulo che dovrebbe essere messo in circuito dalle ASP provinciali. Ma come vi dicevo, vi ragguaglieremo meglio domani, perché proprio in queste ore si sta lavorando di questo. Naturalmente poi parleremo anche nella giornata di domani di quello che avviene al 118 di Cassano. Insomma, pian piano affronteremo tutti gli argomenti che ci avete suggerito. Il vaccino, si può scegliere il vaccino. Noi abbiamo ospitato uno dei responsabili dell'unità di crisi regionale, il quale ci ha detto no, guardate che non si può scegliere il vaccino. Poi c'è qui, vedo già in collegamento il buon Rubens Curia, il mio amico Curia, ci dirà se è possibile. Io credo di no, almeno da quello che mi hanno detto mentre andava in onda il telegiornale non è possibile. Altra risposta da dare, mi scrive un signore da Castrolibero, dice: ma come mai io devo andare a Rossano o in altre o a Belvedere e non nel centro vaccinale di Castrolibero? Beh, il centro vaccinale di Castrolibero è stato attivato da pochissimi giorni, saranno un paio di giorni, non di più. Il tempo di prevedere poi la dotazione di vaccini, e sulla base della dotazione delle dosi di vaccino la piattaforma prenoterà le persone per quell'hub di Castrolibero.
Adesso, Chetti Sinopoli, si lavora a sprombattuto perché il virus non è sconfitto, lo vogliamo dire? Assolutamente no. Buonasera direttore a te, buonasera ai tuoi ospiti, in particolare al dottore Curia che per noi Reggini è un'istituzione non solo professionale ma anche umana e sociale. Sì, si lavora a pieno ritmo, direttore. Purtroppo la situazione è sempre così, molto instabile, molto precaria. Adesso siamo nella fase in cui i sintomi si sono diversificati, per cui nonostante noi al triage misuriamo la temperatura e facciamo l'accettazione secondo i protocolli, molti pazienti sintomatici per Covid vengono con dolori addominali e con nausea, e poi il problema sostanziale è quello dell'accesso ai lab, dei trasferimenti agli hub, perché l'hub di Rossano è saturo e quindi siamo costretti a inviare tutto e tutti, o perlomeno la maggior parte dei casi critici, al lab Cosenza, con tutto quello che ne deriva in termini di accettazione e trattamento delle patologie. Quindi sono sempre giorni convulsi, soprattutto le notti che stiamo facendo, sono sempre notti pesanti, notti convulse tra la necessità di trattare e la necessità di trasferire. Ecco, siete in pochi naturalmente, i mezzi non sono sufficienti, quindi siete costretti a fare turni massacranti e a metterci tanto cuore in questa fase. Ma direttore, ti posso dire, guarda, lo dico con molta soddisfazione perché io sono una persona dotata di una grande autoironia e rido molto di me stessa. Ieri, anzi stamattina, dicevo al mio direttore sanitario, il dottor Adduci, che tra l'altro è informata di questa mia presenza qui da voi e vi manda i suoi saluti, che ho fatto il quinto fine settimana di fila in turno, ma l'ho fatto con molto, molto piacere perché, come tu ben sai, la nostra dovrebbe essere una vocazione, non è un lavoro, non è un servizio, non è soltanto un andare a prendersi lo stipendio. Quindi ci stiamo mettendo l'anima, soprattutto a Trebisacce, perché Trebisacce è un ospedale che avrebbero già dovuto riaprire per la sua collocazione nevralgica al confine della Calabria, è quello che si definisce un ospedale di frontiera. Noi non abbiamo cardiologi, non abbiamo anestesisti, facciamo da cardiologi, facciamo da chirurghi, facciamo da ginecologi, facciamo da oculisti. Siamo 5 i colleghi che lavorano in pronto soccorso e cerchiamo di fare al meglio il nostro dovere, la nostra professione, tutelando la cittadinanza. Logicamente, con la questione che Rossano è diventato hub, Rossano Corigliano, noi potevamo per esempio mandare i pazienti ortopedici fino a 2 settimane fa a Rossano. Adesso il politrauma o il paziente ortopedico grave, serio, deve afferire al lab Cosenza, come i pazienti di chirurgia pediatrica o tutte le altre cose che non possono essere trattate in un pronto soccorso di un ospedale che non ha reparti. Quindi questa è la situazione. Quante altre patologie in questa fase vengono sacrificate? Guarda, non si sacrifica niente perché, ti ripeto, cerchiamo di fare al meglio quello che sappiamo fare da 30 anni. Siamo vecchi del mestiere, io purtroppo sono vecchia del mestiere, sono 31 anni che faccio il medico. E ti dico, l'altra sera ho avuto un 17enne con una pancreatite, un ragazzo di 17 anni e mezzo con una pancreatite che non puoi ricoverare a Castrovillari perché non ha 18 anni e quindi non lo prendono in reparto. Devi mandare al lab e purtroppo con la questione del Covid il ragazzo è stato mandato al lab senza la madre perché la centrale operativa ha dato ordine di portare solo il ragazzo e di non portare la madre. Ora il ragazzo non era un bambino, era un ragazzo, un uomo già fatto. L'abbiamo trattato secondo scienza e coscienza con i nostri mezzi, lo abbiamo trasferito e ogni giorno negli ospedali di frontiera, non solo noi di Trebisacce, perché credimi direttore, siamo tanti pronti soccorsi con tanti medici che lavorano con abnegazione e con pochi mezzi, siamo tantissimi. Ma cerchiamo di fare quello che si può, cerchiamo di fare al meglio quello che si può, di agire secondo capacità di mezzo, perché questo che ci dice la legge e che ci è, secondo la nostra morale, quella che ci stabilisce anche il nostro codice, perché purtroppo le PET sono poche, e le PET sono le postazioni di emergenza sanitaria territoriale, medicalizzate sono poche, quindi le PET sono impegnate sul territorio, noi siamo impegnati in pronto soccorso, tante volte gli equipaggi reperibili del 118 sono senza medico perché manca il personale e io ritengo, e te lo dice una che è stata 10 anni a bordo sulle ambulanze, che ha fatto Praia, Corleone, Praia, Napoli, Praia, Milano con i vari viaggi,
il personale del 118 deve essere formato da gente giovane, perché arrivati a una certa età non si può essere, diciamo, efficienti come lo si era a 30 e 40 anni. Ti fermo un attimo perché devo far intervenire Rubens Scuria, il mio amico Rubens Scuria, e come diceva Chetti Sinopoli è un punto di riferimento per chi è nato a Reggio nell'area del Reggino, ma non solo, io credo che Rubens Scuria abbia una visione a 360 gradi della situazione sanitaria in questa regione. Allora, Rubens, ti dico subito che mi pare che ci sia un'accelerazione sul fronte vaccini anche in Calabria. Da oggi è attiva la piattaforma degli over 60, si sta pensando all'Open Day, insomma qualcosa si muove, forse perché gli uomini che Figliuolo ha inviato in Calabria si sono resi conto della gravità della situazione, quindi la necessità di accelerare. Un'altra domanda che ti faccio, che ti giro il nostro telespettatore, dice ma io vado in un centro vaccinale, posso scegliere il vaccino che desidero che mi venga inoculato? No Rubens, dobbiamo richiamarti, un attimo solo ti richiamiamo perché l'audio non è perfetto. Domenico, nel frattempo, Domenico, mi senti? Bene. Hai sentito Chetti Sinopoli? Sì, mi colpisce molto per la verità questa mutazione dei sintomi, perché avevo già letto qualcosa del genere. A livello clinico la situazione è molto cambiata, sia nella manifestazione iniziale di questo maledetto virus, che pare somigli un po' di più in questa fase ad una malattia gastrointestinale, ma poi è molto subdolo e non credo sia facile prevedere o capire se poi dilagherà anche a livello respiratorio, e mi colpisce soprattutto poi questa evoluzione al ribasso dell'età che coinvolge. E volevo chiedere alla dottoressa se effettivamente oggi mettere in sicurezza, come è giusto che sia, per fasce di età dall'alto verso il basso, però non debba fare anche i conti con una età che è quella dei quarantenni e dei cinquantenni, che da quello che leggo, che mi dicono e che capisco, comincia ad essere a rischio molto serio, almeno quanto i sessantenni e i settantenni. Cioè, secondo la sua visione, la sua ottica clinica, davvero è così a rischio anche la categoria dei quarantenni e dei cinquantenni se becca il Covid? Chetti, hai ascoltato quello che Sì, dicevo? ho sentito benissimo, grazie direttore. Assolutamente la categoria più a rischio è quella tra i 47 e i 60 e passa anni, ma questo è legato proprio anche alla dinamica del virus, perché il Covid tra le sue varie localizzazioni ha anche quelle negli adipociti, che sono le cellule del tessuto grasso, del tessuto adiposo, che sono ricchissime in recettori ACE2, che poi sono i recettori che sono coinvolti nella dinamica delle complicanze, tra cui le complicanze respiratorie. Quindi è logico che noi dobbiamo agire ovviamente non sottovalutando i sintomi e sapendo quello che può accadere, quello che ci aspetta. Ma in questa fase quello che noi stiamo riscontrando è non solo l'infezione da Covid e quindi tutto quello che sta avvenendo, stiamo anche riscontrando un aspetto opposto, cioè abbiamo dei pazienti che accedono in pronto soccorso già vaccinati, soprattutto vaccinati con AstraZeneca, che al minimo sintomo post vaccinazione pensano di avere una trombosi o di avere una complicanza grave che li possa portare a morte. Quindi voi capite benissimo che ci troviamo con una doppia incudine. Da una parte abbiamo la necessità di trattare tutti i pazienti, di trattare anche i pazienti che potrebbero avere il Covid, perché noi purtroppo a Trebisaccia non possiamo fare tamponi molecolari, l'avevamo chiesto tante volte, ma non ci sono stati mai dati, quindi anche questo ci impedisce di fare una diagnosi rapida e certa. Nello stesso tempo dobbiamo fronteggiare l'utenza che è terrorizzata da tutto quello che viene trasmesso, comunicato e da tutto quello che sta accadendo. Perché è vera la relazione tra l'AstraZeneca e le trombosi, c'è proprio un meccanismo immunitario che determina la trombosi nei soggetti che si vaccinano con AstraZeneca, ma è altrettanto vero che la percentuale è molto bassa, quindi rientra poi in una casistica mondiale dove il valore definitivo è molto basso.
Quindi quello che io sempre dico, credetemi, lo dico ai pazienti, l'ho detto al direttore, il direttore ormai lo sa perché ripeto sempre le stesse cose. Bisogna evitare di fare terrorismo psicologico, bisogna far fare ai medici il loro lavoro, sostenerli con i mezzi a disposizione, incentivare le strutture, incentivare il personale e cercare tutti quanti adesso di arrivare a una situazione, speriamo anche che la stagione estiva ci aiuti, in cui tutto quello che stiamo continuando a vivere da gennaio, da 2 anni a questa parte, possa darci un po' di sollievo, perché non è tutto Covid, non è solo Covid, la medicina non è fatta solo di Covid, la medicina è fatta di tante patologie che necessitano tutte della stessa cura e della stessa attenzione. E Beh, questo è secondo me il messaggio che deve passare. grazie a Chetti Sinopoli, ci vedremo presto perché sei una affezionata di questa trasmissione, noi ti ringraziamo per questo. Mi fate sentire prima della pubblicità se abbiamo risolto il problema con Ruben Scuria, per favore, la regia lo chiedo a Luca Chito, abbiamo ancora problema. Benissimo, allora la pubblicità, ci vediamo tra poco. Allora, torniamo in diretta, abbiamo recuperato Ruben Scuria. Ruben, se avevo fatto 2 domande, ricordi o devo... Sì. No, assolutamente, ti ho sentito bene. Ma intanto volevo fare sempre un encomio alla collega e ai tanti medici che veramente in Calabria si stanno spendendo in un modo incredibile. Da più di un anno a questa parte, per le carenze di personale, fanno il doppio, il triplo del loro lavoro. Per quanto riguarda i vaccini, allora, i dati di ieri ci dicevano che noi eravamo l'ultima regione in Italia per dosi somministrate, il 76% circa. Tieni conto che la media nazionale è dell'86,6%, quindi dobbiamo recuperare 10 punti percentuali. E questo è importante. C'è stato un dispiegamento vario di centri vaccinali, mi auguro che ci sia anche un'ascesa decisa in campo dei medici di medicina generale. È stato finalmente, anche qui con ritardo, firmato l'accordo con i medici di medicina generale, che hanno il loro dispiegamento, sarebbe una cosa molto importante. Dobbiamo, prima di parlare degli ultra sessantenni in cui si è aperta la piattaforma, io voglio ricordare che noi ancora siamo indietro con gli over 80. Solo la Sicilia ci batte da questo punto di vista, perché abbiamo vaccinato il 53%, quasi il 54% degli over 80. E tu sai bene che gli over 80 purtroppo sono una fascia fortemente interessata alle complicanze del Covid-19. Quindi sia gli over 70 che gli over 80 dobbiamo metterli in sicurezza. E questo è fondamentale e importante, insieme ai soggetti fragili e agli allettati. Ecco, questi sono, diciamo, su questo noi dobbiamo batterci con forza. La strada a questo punto, voglio dire, è una strada tracciata finalmente. Ricordo i ritardi che noi abbiamo avuto nell'attivare la piattaforma. 17 marzo abbiamo attivato la piattaforma Poste contro la Sicilia, che non è certo una regione del nord Italia, che l'aveva attivata il 10 di febbraio. Anche se regione d'Italia dal nord della Lombardia non scherza, diciamo, come carenza anche dal punto di vista delle vaccinazioni. E quindi questo secondo me è molto importante. I vaccini, ma allora torniamo sempre sui vaccini. Intanto i vaccini non si può andare lì come al supermercato a scegliere il vaccino che più mi aggrada. Noi dobbiamo attenerci a quanto, diciamo, l'AIFA, l'Agenzia per il controllo dei farmaci, e l'EMA ci dicono. Certo,
c'è stato, diciamo, un grandissimo difetto di comunicazione. Cioè, Aspetta, hanno trattato... Rubens, ti voglio far vedere che il Ministero ha modificato il report, lo vedo insieme a te per la prima volta, la regia lo manda adesso in onda, riesci a vederlo? No, ecco sì, ora lo vedo. Vedi come hanno cambiato anche la categoria altro, no? Se noi scendiamo giù, si è di molto assottigliata, vedi 11.792, poi ci sono tutti i dati, hanno diversificato le varie, i soggetti che hanno ottenuto l'inoculazione del vaccino. Io avevo gli over 80 109.000 a ieri mattina, erano 109.000 gli over 80, quindi ora sono 118.000, quindi li hanno li hanno sistemati. Ecco, quindi tieni conto che, come ti dicevo, quindi bisogna ora a questo punto finalmente accelerare, abbiamo la piattaforma. Scusami, per questa fascia 60-69, oggi è stata attivata la possibilità di prenotazioni. Noi sapevamo che fino alle 15 c'erano 36.000 dosi disponibili e fino alle 15 c'erano 6.600 prenotazioni. In realtà quelle che figurano, se mi date ancora ecco, quelle che figurano 6.472, sono quelle della prenotazione più o meno, no? Sì, più o meno sì, evidente. C'erano già stati, diciamo, si vede che avevamo perduto anche, si vede in precedenza dei vaccinati con fascia 60-69, no? Che loro li hanno messi dagli altri e li hanno rimessi, li hanno ricollocati qua in questa fascia anche, no? Molto probabilmente. Ecco, per quanto riguarda, stavo dicendo, i vaccini, c'è stato secondo me un grande errore di comunicazione, sin dall'inizio. Cioè ci hanno trattato, noi italiani, il governo centrale, eccetera, eccetera, ci ha trattato come se fossimo dei bambini, no? Cioè, con non voler nasconderci le cose, invece bisogna essere molto chiari. Quando tu vai a leggerti il bugiardino per la tachipirina o qualche altro farmaco, se tu lo leggi tutto quanto, a un certo punto dici, beh, io non la prendo questo farmaco. Tra l'altro ricordiamoci che farmacos in greco significa veleno, voglio dire. No, il problema è questo. Noi abbiamo sempre una serie di situazioni in cui tu devi andare a verificare, quando assumi un farmaco, quelli che sono praticamente costi-benefici, in questo caso il rischio praticamente è il beneficio del rischio rispetto al rischio. È evidente che il rischio ha una sua percentuale, no? Anche quando tu vai a farti il vaccino anti-influenzale, voglio dire, hai il rischio. Però quante sono le persone che non vaccinandosi per l'influenza poi hanno gravissime complicanze se non muoiono del tutto? E questo è il punto. Secondo me ci hanno trattato a noi inizialmente come dei bambini, nascondendoci quello che è necessario che ci dicessero, cioè nel senso che c'è un rischio, questa è la percentuale del rischio, ancora non sappiamo tutto, perché rendiamoci conto di un fatto, Attilio. In genere, perché un vaccino venga commercializzato, ci vogliono in genere 5 anni, 6 anni, 4 anni, a seconda, diciamo. In questo caso c'è stata una gravissima, grandissima emergenza, l'abbiamo vista tutto, sia di natura sanitaria che di natura economica, per cui c'è stata una grandissima accelerazione, con tutta una serie di questioni che noi ancora non conosciamo, voglio dire, no? Cioè, quanto questa immunità nelle persone vaccinate durerà? Quando, se, ripeto, bisognerà fare la dose di richiamo, praticamente, diciamo la terza dose per Pfizer, eccetera, eccetera. Ecco, sono tutte situazioni che sono tutti working praticamente, no? Allora noi dobbiamo affrontarle con maturità e dobbiamo dire agli italiani sempre come stanno le cose, non devono essere edulcorate, perché poi se no, alla fine tu c'hai un effetto rebound. Cioè hai un rimbalzo per cui la gente dice ma allora non ci capisco più niente, non ci capisco, ti dice la gente, si sente smarrita da questo punto di vista. Ecco, questo secondo me. Quello anche che noi dobbiamo tenere in conto, e qua insisto sempre su questo, Attilio, è che non dobbiamo assolutamente noi tralasciare il tracciamento.
cioè i tamponi. Quello è l'elemento centrale. Ti chiedo scusa un attimo, perché devo introdurre l'ultimo argomento che trattiamo, che sta anche molto a cuore a Domenico, che lo quotidianamente ne propone i temi dal suo giornale, cioè quello relativo alle aperture. Domenico, il 26 si apre, la scuola arriva in presenza. Tu hai espresso in più occasioni delle perplessità per questa apertura. Vedo che oggi i quotidiani nazionali tornano su questo argomento e anche loro paventano qualche dubbio se è il caso in questo momento di forzare così la mano. L'ex presidente della conferenza del presidente delle regioni, Bonaccini, che da pochi giorni ha passato la mano a Fedriga, il governatore del Friuli, oggi intervistato dai quotidiani nazionali, se lo lascia scappare. Non è una candela semplice che passo nelle mani di Fedriga, perché io adesso ve lo posso dire, prima facevo un altro mestiere, quello di coordinare, e cioè molte regioni non sono d'accordo e per la verità non lo sono neanche io. E questa delle aperture e del New Deal italiano, il rinascimento del 26 aprile, è chiaramente una forzatura politica, una clamorosa, azzardatissima e pericolosissima mossa soltanto politica. Da qui le mie perplessità sul timone di questo governo, ma richiederebbe altre puntate. Sì, sono perplesso sulle aperture perché, come diceva saggiamente Curia poco fa, dopo aver lanciato segnali di grande speranza per la campagna vaccinale, io ne ho un po' meno. Parentesi, faccio i miei complimenti a chi ha organizzato alcuni centri della provincia di Cosenza che funzionano molto molto bene, però ci sono ancora oggi il contrasto principale al Covid è il contenimento del Covid stesso, perché quando tu vedi che in alcune regioni degli Stati Uniti molto vaccinate è ripreso il contagio, quando tu osservi che in altri perimetri AstraZeneca non viene minimamente considerato, negli Stati Uniti per esempio, in altri paesi europei non verrà mai più somministrato, nel frattempo è sceso il suo valore di mercato intorno ai 2 euro contro i 20 euro di Pfizer, ti rendi conto che la campagna vaccinale è ancora una battaglia aperta, economica, politica e sociopolitica. Per cui in questo momento il contenimento del virus, il suo tracciamento, il suo ridimensionamento laddove è possibile è ancora la prima arma, collateralmente ad una campagna di vaccinazione. In questo contesto l'apertura di tutte le scuole è un'implementazione al contagio. Su questo non vi sono più dubbi, è del tutto retorico e fuorviante stabilire se il contagio vive nelle scuole o se le scuole ne sono esenti. Sta di fatto che chi lo porta da fuori o lo prende da dentro, sempre Covid che transita, l'apertura delle scuole in questa fase è un amplificatore del contagio, lo è e lo è stato con gli asili e le scuole primarie e secondarie. Con l'apertura definitiva del 26, a mio avviso, si commette in questa fase strategica il più grave errore sul piano epidemiologico. Se poi si parla di economia, di socialità e di politica, possiamo discuterne, si mette sulla bilancia il peso e il contrappeso, è un rischio, e qui siamo al rischio calcolato che dice Draghi. No, ragionato. Draghi parla di rischio ragionato, non calcolato. Il rischio ragionato, hai fatto bene, da ottimo osservatore che sei, il rischio ragionato è persino peggio del rischio calcolato. Perché il rischio calcolato è quando tu hai esattamente la soluzione dell'una scelta o dell'altra, cioè le concause e le correlazioni. Il rischio ragionato è esattamente la versione draghesca di una scommessa, cioè abbiamo puntato su questo perché secondo noi sul piano complessivo della tenuta del sistema paese è giusto far così, ma il rischio ragionato, se lo vai a sviscerare nelle sue formulazioni, è un'affermazione, rappresenta un'affermazione drammatica
quando si contrasta una pandemia. Ti devo fermare perché voglio sentire l'avvocato Anna Rovito, che è presidente del Comitato Nazionale Scuola in Sicurezza, che sta conducendo una battaglia in vista del 26 di aprile. È così, vero? Buonasera direttore, buonasera a lei, saluto particolarmente anche il dottor Martelli, che è altro giornalista molto impegnato, e lo ringrazio insieme a lei, tutti i medici presenti e quelli in ascolto. Siamo impegnatissimi sì come comitato, voi conoscete bene tutte le azioni perché mi avete ospitato tante volte e vi ringraziamo, perché sa, la comunicazione è una della base, proprio sta alla base di queste situazioni emergenziali, soprattutto quando è una comunicazione corretta come quella che date voi. Io partirei proprio dal rischio ragionato di cui stavate parlando, che ha preannunciato il nostro Premier, volendo appunto puntualizzare che l'analisi del rischio, lui lo dovrebbe sapere meglio di noi, è innanzitutto composta da due fasi, cioè abbiamo prima una stima del rischio e poi c'è la gestione del rischio. In questo caso possiamo dire che nessun conforto scientifico è stato diciamo appalesato, è stato dichiarato tale da poter coadiuvare, quindi diciamo ratificare questo New Deal, come lo ha egregiamente e brillantemente definito il dottor Martelli, annunciato per il 26 di aprile. Sulle scuole nulla è cambiato, direttore, e questo lo sappiamo bene perché le stesse rimostranze, le stesse richieste che in questa sede io ho già cominciato ad avanzare a gennaio, da allora nulla è cambiato e quindi i problemi sono rimasti invariati. Il tema centrale che verte intorno alla riapertura delle scuole non è stato ancora, a distanza di più di un anno dalla dichiarata pandemia, affrontato adeguatamente dal governo. E quindi quando parliamo di tema centrale lo affrontiamo, gli diamo un nome, un cognome, che è la sicurezza sul luogo di lavoro. Quindi a parte delle linee guida dettate nell'agosto del 2020, nulla di nuovo è intervenuto per adeguare a una nuova manifestazione di questa epidemia, che è rappresentata dalle varianti, al fine appunto di rendere sicuri quei luoghi. Ora poco conta, come diceva il dottor Martelli prima, qui non si fa un ragionamento di dentro o fuori, cioè nelle scuole o fuori dalle scuole. Il fatto è che il virus è presente e non lo dico io, lo dimostrano i fatti. Quanti istituti sono stati chiusi? Quante classi messe in quarantena? Quindi il problema c'è, è chiaro che non è stato affrontato alla radice. Ora siamo qui perché il 26 qui si potrebbe prospettare, ed è stato in maniera lungimirante già anticipato dal preside del liceo classico, che è una delle poche voci, io se ci sta ascoltando lo saluto, lo ringrazio sempre anche per quello che fa, una di quelle poche voci chiare e nette in questa situazione. Il suo lo hanno definito uno sfogo, non è uno sfogo, è un'analisi reale, concreta di chi una scuola la dirige, di quelle che sono le criticità oggi, cioè riaprire le scuole il 26 significa non aver fatto i conti reali con quelli che sono i numeri dei contagi ancora, e parliamo principalmente della nostra regione, quindi potrebbe rilevarsi catastrofica questa cosa, senza usare mezzi termini. Lei sa e mi conosce, io se ne sono sempre molto moderata nei miei interventi. Questa moderazione purtroppo è finita, perché aspettiamo, cioè dopo più di un anno, cos'altro dobbiamo dire e far capire al governo? Abbiamo anche colgo l'occasione per dirle che noi nella fine di marzo abbiamo inviato una serie di documentazione anche al ministro Speranza, ai vari ministeri, al ministro dell'istruzione, richiedendo proprio un incontro anche con gli attori della scuola, che sono i presidi, i docenti, che fanno anche parte del comitato, proprio in vista di definitivamente decidere e prendere misure su quello che è il comparto scolastico, perché la scuola ora è quasi volge al termine. Un altro mese abbondante, ma a settembre noi se le cose non miglioreranno, cioè se la campagna vaccinale non produrrà e non andremo avanti in maniera serrata,
se si continueranno a verificare questi contagi, noi a settembre ci ritroviamo con le stesse problematiche, cioè il problema che è mancato a questo governo e continua a mancare a quello di ieri e a quello di oggi è una programmazione. Avvocato, la devo fermare qui perché poi siamo in chiusura. Possiamo sentire un piccolo stralcio di ciò che ha dichiarato ieri al nostro telegiornale il preside del liceo classico Teresio di Cosenza? Sentiamolo. Sono completamente in crescita, addirittura le percentuali dicono 1 su 5, la campagna vaccinale va a rilento, bastano soltanto questi due dati. Stavo pensando 1 su 5, una scuola di 1000 alunni può portare fuori 200 contagi, 10 scuole portano 2000 contagi e questo è un numero che su Cosenza si può realizzare, visto e considerato l'andamento della curva. Questo diceva ieri il nostro telegiornale il preside del liceo classico. Rubens, in un minuto, qual è il tuo pensiero su questo? Mi rifaccio sempre all'esperienza dell'influenza. Sono i bambini che spesso contagiano i nonni. E questo è un dato. Noi non dobbiamo dimenticare che ancora in Calabria vi è una situazione estremamente drammatica, cioè noi abbiamo oltre 13.000 persone che sono in isolamento domiciliare e molte volte dico isolamento perché l'USCA non riescono proprio ad andarci da queste persone che sono positive. Tra l'altro, come giustamente diceva l'avvocato prima, le scuole stanno per chiudere, mancano soltanto 5 settimane. Cioè, per quale motivo dobbiamo stressare? Cioè, io comprendo quando Draghi dice il rischio ragionato per le problematiche economiche, quindi dice ok, qua io faccio una forzatura, apro perché la gente sta morendo di fame, voglio dire. Ma per quanto riguarda la scuola, mancano 5 settimane, la Calabria è in una situazione abbastanza, notevolmente la Calabria, diciamo fragile per il suo sistema sanitario, e lo abbiamo visto. In Calabria in questo periodo le malattie cosiddette tradizionali in parte sono andate in vacanza, perché abbiamo ormai ospedali, vedi l'azienda ospedaliera di Cosenza, voglio dire, che sono completamente, hanno traboccato ogni livello. Per cui, ecco, secondo me qui noi mettiamo benzina sul fuoco. Abbiamo queste 5 settimane, a mio parere la DAD poteva continuare. Poi è evidente, ci sono le scelte diciamo, di natura scientifica e quelle di natura politica. Siccome io politica non ne faccio, lascio la responsabilità alla politica. Bene, Rubens, dobbiamo chiudere, il tempo a nostra disposizione è terminato, torneremo poi con l'avvocato Rovito a parlarne nei prossimi giorni. Domenico, grazie anche a te, a tutti coloro i quali hanno preso parte a questa puntata di Focus dedicata ai contagi, ai vaccini, alla scuola, insomma. Torneremo sabato, sempre alla stessa ora. Arrivederci.